A tutti voi buonasera, bentrovati a questa edizione del telegiornale di Telefriuli che apriamo parlando dell'allerta meteo che è stata lanciata dalla Protezione Civile regionale per la giornata di domani, quando sono attese precipitazioni particolarmente intense, piogge, forti raffiche di vento ma anche nevicate che arriveranno fino ai 600 metri di quota e lungo la costa attese anche mareggiate. In previsione proprio di queste precipitazioni, il sindaco di Grado Claudio Kovac ha disposto con un'ordinanza per l'intera giornata di domani la chiusura delle scuole, compresi l'asilo nido comunale e quello parrocchiale. È prevista la chiusura anche dei cimiteri cittadini, degli impianti sportivi a gestione pubblica e l'interdizione in parchi, giardini pubblici, aree giochi, l'interdizione della sosta in permanenza di persone e mezzi lungo le fasce di rispetto di 10 metri dai canali che attraversano Grado e da fronte mare. Dunque un provvedimento, un'ordinanza legata proprio a quanto si prevede accadrà domani. Come dicevamo, la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha diramato un'allerta arancione per criticità idraulica per l'ondata di maltempo. L'avviso meteo riguarda in particolare pianura e costa. Per le altre zone del Friuli Venezia Giulia l'allerta è di colore giallo. Ma per capire che cosa dobbiamo attenderci per la giornata di domani abbiamo sentito il nostro previsore Antonino Renda. Nella giornata di domani giungerà un deciso peggioramento del tempo a causa dell'arrivo di un minimo depressionario molto profondo, pensate 990 millibar, in grado di portarci non soltanto dei forti venti ma anche delle piogge molto abbondanti su tutta la nostra pianura e su tutta la nostra costa. Parlando dei venti, diciamo subito che inizialmente saranno da est e sud-est e potranno portare delle mareggiate e localmente anche il fenomeno dell'acqua alta sulle nostre coste. Poi i venti ruoteranno da est e nord-est e saranno più decisi, più intensi, soprattutto sul Triestino. Parliamo anche di nevicate, avremo nevicate abbondanti, davvero molto copiose, localmente anche superiori ai 40-50 cm di neve fresca nelle sole 24 ore di domani. La quota neve sarà intorno ai 600-700 metri sul Tarvisiano, dove potrebbe nevicare persino sulla stessa Pontebba e non soltanto a Tarvisio, mentre la quota neve sarà leggermente più alta sulle nostre Carniche, da dire comunque sempre intorno agli 800-900 metri. Quindi aspettiamoci tanta neve, tanto vento e tanta pioggia. Preoccupano dunque le previsioni meteo, non molto diversa è la situazione sul fronte dell'economia. Oggi sono stati presentati i dati congiunturali su più fronti, dall'industria al commercio. Partiamo proprio dalla produzione industriale regionale che nel terzo trimestre 2022 è diminuita del 5,9% rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno e del 10,8% rispetto ai 3 mesi precedenti. È quanto emerge dall'indagine trimestrale di Confindustria Friuli Venezia Giulia. Le imprese della regione, dopo un primo semestre positivo, scontano ora gli effetti dei costi energetici e dell'incertezza a seguito del conflitto in Ucraina. In deciso calo le vendite nel trimestre estivo, in flessione anche la dinamica del portafoglio ordini. Segnali preoccupanti, osserva Confindustria, anche riguardo l'utilizzo degli impianti produttivi, con un tasso sceso dall'83,9% del primo semestre al 77,5% del terzo. Con riferimento ai singoli comparti, in deciso calo la produzione nell'industria siderurgica e poi del legno e del mobile e della carta, aumenta l'alimentare che ha beneficiato della stagione turistica estiva. Risulta al momento stabile l'occupazione.
E nel giorno appunto in cui sono stati resi noti questi dati, Confindustria Udine ha convocato a Palazzo Toriani una conferenza stampa per fare il punto sull'attività che è stata svolta nel primo anno di mandato dei nuovi vertici dell'associazione, per guardare anche agli obiettivi futuri. Ci sono alcuni fronti sui quali si concentra l'attenzione degli industriali friulani, sicuramente il tema dell'energia, quello dell'innovazione, ma anche famiglia e natalità. Soprattutto oggi si è parlato della carenza cronica di personale specializzato, e proprio su questo si è soffermato il presidente di Confindustria Udine Benedetti, che ha sottolineato la necessità di una immigrazione organizzata di personale specializzato. Vanno cambiate le norme, ha detto Benedetti. Immigrazione organizzata di personale specializzato. Solo così nel breve e medio periodo si potrà contrastare la cronica assenza di manodopera nel nostro sistema produttivo. Lo ha detto Gianpietro Benedetti, presidente di Confindustria Udine, in occasione della conferenza stampa convocata per fare il punto sui risultati raggiunti e sui prossimi obiettivi ad un anno dall'inizio del mandato dei nuovi vertici dell'associazione. È emersa una carenza di availability di personale specializzato. E questo è un tema che va affrontato in modo regionale e nazionale, anche cambiando delle regole esistenti per facilitare l'immigrazione di personale specializzato. Oggi, se io sono ingegnere laureato, posso arrivare e rimanere. Se sono un tecnico no, se sono un elettricista specializzato no, se sono un muratore specializzato no. Per superare il gap tra domanda ed offerta di professionalità, fondamentale per Benedetti investire su orientamento e scuola. Disponiamo di molta cultura umanistica, di filosofi, di avvocati, eccetera, gente che costruisce anche e che fa nelle fabbriche, nelle officine, un po' meno. Quando calerà il PIL cambieremo idea, ma però per riprendere, cambiare cultura, per fare, creare, ci vorranno 10-15 anni. Il presidente ha fatto un cenno anche alla congiuntura. Ci aspettano 2 duri anni di down. È inutile lamentarsi, ha detto, è invece opportuno che le imprese diventino sempre più internazionali per affrontare questa e le prossime crisi. Ha poi aggiunto che le conseguenze delle sanzioni alla Russia le pagheremo per 2 anni. Alla fine ci troviamo a pagare, prima del Covid, come dicevo, 6 volte di più il gas, quindi questa è già una conseguenza pesante, quindi è un'iniezione all'inflazione, pagheremo le conseguenze e le continueremo a pagare proprio nei prossimi 2 anni. Ma nel frattempo abbiamo pagato la tassa e ognuno di noi ha messo un po' dei suoi risparmi negli extracosti. Poi un commento alla manovra finanziaria al vaglio del governo. Evidentemente l'Europa ci ha dato delle guidelines, se vogliamo continuare a avere il rinnovo dei crediti, pagare degli interessi, il famoso spread contenuto, e lo spread è un evidente segnale della fiducia che il mercato finanziario dà alle idee al governo di turno. In questo momento lo spread è calato, quindi sono ottimisti che le cose saranno gestite, ma non è una gestione facile. Cosa abbiamo? 2.800 miliardi di debito. Quindi il governo credo faccia nelle ristrettezze possibili, mi sembra dia la priorità a chi lavora, dia priorità alle famiglie, e la famiglia rimane uno dei mattoni fondamentali di qualsiasi società. Su questi prossimi 2 anni difficili è intervenuto anche il presidente della regione Massimiliano Fedriga, il quale dice sì, ci sono però anche dei dati che fanno ben sperare, come la crescita del PIL e le assunzioni. Stiamo già intervenendo su diversi aspetti, aggiunge, lo faremo ancora di più con la prossima finanziaria. E devo dire che la situazione globale a livello economico è pericolosa dalle previsioni oggi in essere, e questo ovviamente ci preoccupa, e non a caso abbiamo messo in campo delle misure anche come amministrazione regionale di supporto alle imprese,
di supporto al mondo del lavoro e continueremo a farlo anche nella prossima legge di stabilità. Dall'altro lato diciamo che in questa situazione difficile il lato positivo è che invece negli anni pregressi la regione Friuli-Venezia Giulia è cresciuta molto di più rispetto alle aspettative, siamo i primi in Italia come crescita di PIL e abbiamo il più alto numero di occupati da quando c'è la serie storica di l'Istat. Questo ci permette di affrontare una situazione difficile ma con le spalle un po' più larghe. Parlavamo prima di immigrazione organizzata, di personale specializzato, poi c'è un altro fronte che riguarda l'immigrazione, quello emergenziale che sta riguardando l'Isontino, in particolare Gradisca di Isonzo, con il comune che ha più volte lanciato un allarme alla regione e non solo. Attualmente, fa sapere il sindaco, all'interno del CARA ci sono 400 immigrati in più rispetto alla capienza prevista e poi c'è una quarantina di stranieri che vaga in giro per il paese senza una fissa dimora, senza un tetto sulla testa. Abbiamo creato un dormitorio di emergenza, dice il sindaco, ma questa è solo una soluzione provvisoria, serve altro. La situazione al CARA di Gradisca è esplosiva. Al momento gli immigrati ospitati sono 660, dovrebbero essere 200, ma il quadro comincia a essere di difficile gestione anche al di fuori della struttura. Nel centro di Gradisca di Isonzo, dove non mancano le frizioni con la popolazione per i giacigli creati dagli immigrati e la loro presenza che comincia ad essere importante. Il sindaco della cittadina ha chiesto un incontro con l'assessore regionale competente Roberti perché comincia a farsi strada un problema che realmente potrebbe essere da una parte di ordine pubblico e, secondo la Thomas Insight, insopportabile dal punto di vista umano. L'aumento delle persone sul territorio che sono libere, no? di girare dalle 8 del mattino alle 20 della sera, in più la presenza di 40 che non hanno ricovero e si arrangiano sta creando molto disagio, sta aumentando l'abbandono di rifiuti sul nostro territorio, si stanno scoprendo giacigli, tende, bivacchi e così via, e quindi la situazione è molto difficile. Stanno mettendo a repentaglio quello che è anche una convivenza che è sempre stata civile e rispettosa qui da noi. Allora io chiedo che la prefettura di Gorizia e le altre prefetture regionali siano messe nelle condizioni di risolvere queste situazioni. Non vogliamo che Gradisca di Isonzo diventi la Lampedusa del Nord, ma la competenza per la gestione del CARA è dello Stato. Queste le parole dell'assessore regionale all'immigrazione Pierpaolo Roberti, che oggi ha incontrato l'amministrazione comunale di Gradisca. Il governo si è appena insediato, ha detto diamogli tempo. Più di 600 persone ospitate al CARA di Gradisca, ci sono persone per strada, lei vede una soluzione anche se è di risoluzione nazionale il problema? La soluzione certo che la vedo, ed è una soluzione per la quale il governo una volta preso appieno i poteri in mano, perché ricordiamo che stiamo parlando di un governo che si è insediato da pochissimo e soltanto 10 giorni fa sono stati nominati i sottosegretari, agisca tempestivamente non soltanto sulla rotta sul canale di Sicilia ma anche su questo territorio, sulla rotta balcanica che rischia di far diventare il Friuli Venezia Giulia la nuova Lampedusa. Oggi fortunatamente ci troviamo in un momento dell'anno in cui i numeri di ingressi cominciano a calare perché se non altro per fattore climatico la pressione verrà meno nelle prossime settimane e quindi sicuramente avremo dei benefici, però la preoccupazione va già oltre, va già alla prossima primavera per capire cosa accadrà. Non vogliamo che si ripeta più quello che è accaduto nel corso di questo 2022, quando un aumento del transito sulla rotta balcanica, ma soprattutto un aumento degli sbarchi in Sicilia ha intasato il sistema d'accoglienza nazionale, rendendo particolarmente difficili, se non impossibili in alcuni periodi dell'anno, i trasferimenti fuori regione. Dopodiché oggi io sono qua semplicemente per ascoltare l'amministrazione comunale di Gradisca e provare a dare quelle risposte ai cittadini di Gradisca nelle possibilità che la regione ha.
Proseguiamo con la cronaca. In un terribile incidente stradale accaduto ieri sera lungo la tangenziale ovest di Udine, in comune di Tavagnacco, ha perso la vita un uomo di 83 anni di Casarsa della Delizia, Bruno Sclippa, mentre un 47enne è rimasto gravemente ferito. Lo schianto frontale si è verificato attorno alle 19:30. La vittima viaggiava in direzione Pordenone a bordo di una 600 che, per causa in corso d'accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrata con la Skoda del 47enne che procedeva nella direzione opposta. Dopo l'incidente la 600 è finita nel fossato lungo la strada, ribaltata. Immediata la richiesta di aiuto al 112 sul posto, un'ambulanza e un'auto medica. Nulla da fare purtroppo per l'83enne che sarebbe morto sul colpo. È stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco del comando di Udine per liberare il conducente della Skoda, rimasto bloccato nell'abitacolo. È stato stabilizzato sul posto e portato in condizioni molto gravi all'ospedale di Udine. L'incidente è accaduto su un punto critico della tangenziale, ne abbiamo parlato con il sindaco di Tavagnacco, Moreno Lirutti. Un tratto di strada assolutamente pericoloso, un tratto che è di competenza non del comune di Tavagnacco ma di FVG Strade. I grossi temi lì sono rappresentati dalla velocità, i limiti sono 90 e 70 in alcuni tratti, ma pochi automobilisti li rispettano francamente, e l'altro tema è quello della svolta a sinistra, cioè del non rispetto della doppia linea, che dovrebbe essere considerata come una barriera fisica assolutamente, invece gli automobilisti, per risparmiare tempo o un piccolo tratto di strada, svoltano a sinistra superando la doppia striscia, e lì si originano parecchi incidenti. Quale potrebbe essere una soluzione favorevole all'impedimento di questi incidenti? L'unico sistema per controllare la velocità è il controllo da remoto, e quindi praticamente porre degli autovelox, però questo è un tema che deve essere in qualche modo affrontato e gestito dalla prefettura, perché non è di nostra competenza. Si allunga la lista degli incidenti nelle ultime ore. Versa in gravi condizioni un uomo che questo pomeriggio ha perso il controllo dell'auto che stava conducendo ed è andato a schiantarsi contro un muro lungo l'ex strada provinciale 1 in comune di Vitodasio, località San Francesco. Subito sul posto è arrivato il personale sanitario, l'uomo è stato assistito, stabilizzato e poi trasferito in elicottero al Santa Maria della Misericordia di Udine in gravissime condizioni. Le cause sono al vaglio dei carabinieri, sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco, nell'incidente non sono stati coinvolti altri mezzi. E poi un altro incidente a Udine, dove nel tardo pomeriggio una quindicenne è stata investita mentre camminava in prossimità della rotonda Terminal Nord nel capoluogo friulano. È stata sbalzata per 4 metri, non ha mai perso conoscenza. La giovane è stata portata in ambulanza al Santa Maria della Misericordia di Udine con diverse lesioni. Non è comunque in pericolo di vita anche in questo caso. Le cause del sinistro sono al vaglio delle forze dell'ordine. Guidava a 24 km orari, oltre i limiti di legge, per giunta con un tasso alcolemico di 1,12 grammi per litro anziché 0 come previsto per gli autotrasportatori. Sabato scorso è stato fermato dalla polizia stradale di Amaro lungo la A23 il conducente di un camion notato superare i limiti di velocità in una delle gallerie tra Tarvisio e Carnia. Da qui l'alt da parte degli agenti della Polstrada, che hanno scortato il mezzo pesante fino allo svincolo di uscita. Per l'uomo, un 55enne di nazionalità lituana, sono scattate la denuncia per guida in stato d'ebbrezza, una pesante multa e il contestuale ritiro della patente. Il GIP di Udine ha disposto la custodia in carcere per il 35enne pakistano sospettato di aver aggredito diverse donne in centro a Udine. Era stato arrestato venerdì per resistenza a pubblico ufficiale.
Resterà in carcere l'uomo, un pakistano di 35 anni senza fissa dimora, sospettato di aver aggredito nelle scorse settimane alcune donne in centro a Udine, colpendole con calci o pugni senza apparente motivo per poi darsi alla fuga. Lo ha deciso oggi il GIP di Udine Maria Rosa Persico, che ne ha disposto la custodia cautelare in carcere. Il 35enne è stato arrestato per resistenza pubblico ufficiale la mattina di venerdì scorso, poco dopo un'aggressione a una donna in via Ronchi. Alcuni passanti hanno visto la scena e allertato una pattuglia dei carabinieri di passaggio. I militari hanno individuato l'uomo in base alla descrizione fornita dai testimoni. Quando lo hanno raggiunto per identificarlo, lui li ha spintonati. Alla fine i carabinieri lo hanno bloccato e portato in carcere a Udine. Il primo episodio risale al 22 ottobre, quando a essere aggredita fu una 19enne che stava passeggiando in via Dante con un'amica. Lo straniero era già stato fermato e denunciato il 27 ottobre dalla squadra volante della questura di Udine dopo un'altra aggressione. Accolto nel reparto di psichiatria dell'ospedale di Udine, ne era uscito poco dopo. La banda del Buco ha tentato un colpo al punto vendita di abbigliamento e calzature Nico di Chiopris Viscone. Diversi i danni alla struttura, nullo però il bottino. Vediamo. Ancora un assalto a vuoto per i malviventi che volevano rubare nel punto vendita di Nico di Chiopris Viscone. I ladri sono entrati in azione domenica in un orario anomalo attorno alle 22:30, entrando dal retromagazzino, dal fronte che guarda ad un'area campestre, servendosi probabilmente di una piccola carica esplosiva o di una mazza, hanno fatto un buco sul muro cercando di raggiungere l'interno dello stabile. Un'azione che è durata qualche minuto. I ladri sono entrati nei locali, prova ne sono le tracce ritrovate dai carabinieri titolari delle indagini, ma la loro presenza fra calzature e capi d'abbigliamento è durata poco, visto che si sono attivati tutti gli allarmi possibili, l'antincendio e l'antintrusione. Alla fine i banditi si sono dovuti dileguare, lasciandosi alle spalle un buco e non portandosi via nemmeno un paio di pantofole. Non è la prima volta che l'attività riceve la visita dei ladri, ma tranne in un caso i colpi sono andati sempre a vuoto. Un'attività che conta su una cinquantina di dipendenti e una superficie di 6.000 metri quadrati. I carabinieri stanno appurando la dinamica dell'accaduto avvenuto ad un orario anomalo. Di sicuro chi ha agito non era la prima volta. Lo aveva conosciuto quando assisteva alla madre, poi lo ha tempestato per mesi con messaggi d'amore. Una badante moldava è stata condannata dal Tribunale di Udine a 1 anno di reclusione per atti persecutori. Si era innamorata del figlio dell'anziana di cui era stata badante e per mesi lo ha tormentato con decine di messaggi. Oggi il giudice Mauro Qualizza del Tribunale di Udine l'ha condannata in primo grado a 1 anno di reclusione, pena sospesa per atti persecutori, accogliendo le richieste del PM. La vicenda risale alla fine del 2019, quando Galina Sklifos, cittadina moldava di 59 anni, ha scritto al figlio dell'anziana, che aveva seguito fino a 2 anni prima, dicendogli che l'amava. Nei mesi successivi lo ha tempestato di messaggi, inviati anche di notte, nei quali gli chiedeva di stare insieme. Nonostante l'uomo non avesse mai risposto all'insistente corteggiamento, lei lo ha raggiunto prima nel paesino veneto di cui il perseguitato originario, poi a Udine. In entrambe le occasioni la vittima si era sprangata in casa per non incontrare la donna. Una situazione questa che ha portato il malcapitato a denunciare l'accaduto nel luglio 2020. Il giudice ha condannato la donna anche a versare all'uomo, rappresentato dall'avvocato Giovanni Donazzolo, una provvisionale di 2.000 euro. Una condanna del genere per l'invio di messaggi dal tenore amoroso che facilmente potevano essere bloccati, spiega il difensore della donna, l'avvocato Andrea Coluccia, appare sproporzionata in relazione alla reale entità dei fatti. Valuteremo, conclude, se fare appello. Un turista slovacco è stato condannato a 7 mesi di reclusione per atti osceni a Lignano nell'estate del 2021 in luoghi frequentati abitualmente da minori. Compì atti di autoerotismo vicino alla spiaggia di Lignano Pineta. Per questo David Zeleznik, un turista slovacco di 26 anni, è stato condannato in primo grado a 7 mesi di reclusione dal giudice Roberto Pecile del Tribunale di Udine per atti osceni in luoghi abitualmente frequentati da minori, 3 mesi in più rispetto alle richieste del PM. L'episodio è accaduto il 26 luglio dello scorso anno, quando il giovane è stato segnalato ai carabinieri della località balneare da 2 ragazze che lo avevano notato attraverso una siepe mentre passavano pattinando. Una di loro ha testimoniato di aver visto il ragazzo in azione mentre era seduto sul muretto del lungomare, spalle alla spiaggia, all'altezza dell'ufficio 2. L'altra ha riferito di averlo visto solo gesticolare. Il difensore del turista, l'avvocato Martino Benzoni, ha chiesto l'assoluzione sia perché il giovane si trovava in una zona riparata dove non c'era pericolo che potesse essere visto da minori, sia perché non c'è la certezza che si trattasse di atti di autoerotismo.
Un'estate da dimenticare per il turista in questione, da ricordare invece assolutamente per gli operatori con i numeri positivi che hanno consentito al comparto di mettere i conti in sicurezza. Adesso però inflazione, caro energia e costo delle materie prime fanno precipitare la fiducia nel settore terziario. Oggi a Trieste Confcommercio ha presentato il quadro congiunturale a livello regionale. Inflazione, caro energia e materie prime sono questi i tre nodi che il mondo del commercio, dopo aver affrontato la pandemia, deve riuscire a risolvere, anche se si tratta di questioni che non dipendono da scelte locali. Confcommercio ha presentato la consueta indagine eseguita da Format Research alla presenza dell'assessore allo sviluppo economico Sergio Emiliobini. La prima notizia riguarda proprio i consumatori. Gran parte dei costi delle materie prime, della produzione, non è stata trasferita al consumatore, ma il terziario l'ha assorbita, chiaramente riducendo quelle che sono le proprie marginalità. Io mi auguro che soprattutto se si trova una via di uscita sui grandi temi internazionali, che sono soprattutto quello della guerra e quello dei temi energetici, poi dovremo ritornare non come nel passato, ma a delle condizioni più accettabili anche per le imprese del terziario. L'assessore Bini parla di resilienza del settore, ricordando i tanti investimenti fatti in ambito turistico, ma anche gli aiuti diretti. L'estate più che positiva ha messo in sicurezza molte realtà e la stima delle chiusure delle imprese del settore è dell'1,9% contro il 4,2% del nazionale. C'è un clima di fiducia in calo ai livelli dello scorso anno, ma 1 su 3 delle oltre 45.000 realtà attive in regione ha fatto richiesta di credito per investire. Le chiusure sono invece più alte delle nuove aperture. Un bando per l'assunzione di personale specifico, fondi di rotazione, una task force informativa. Questo è quanto illustrato oggi ai sindaci di Pordenone e Udine dall'assessore regionale alle finanze Barbara Zilli per aiutare i comuni a procedere con le progettualità legate al PNRR. I soldi a disposizione grazie al PNRR sono tantissimi, oltre 1 miliardo e 600 milioni per realizzare opere in più di 100 comuni del Friuli Venezia Giulia, ma non mancano gli ostacoli, tanta burocrazia, poco personale nei municipi, costi dei cantieri alle stelle. E così la Regione tende la mano agli amministratori locali, mettendo sul tavolo soldi e competenze. Noi abbiamo messo a disposizione un pool di 26 esperti contrattualizzati dal Ministero che hanno proprio questo compito di andare a semplificare e ingegnerizzare tutte le procedure regionali. Abbiamo aperto un bando dedicato con la possibilità di accedere per acquisire personale a tempo determinato proprio per la messa a terra delle risorse del Piano Nazionale per i nostri comuni. Sul tavolo anche una newsletter mensile e un fondo per anticipare le spese progettuali. A Udine sono arrivati più di 55 milioni di risorse, ci sono i soldi e manca il personale. Noi, a dire il vero, con la nostra struttura riusciamo abbastanza a marciare con velocità, però capisco i piccoli e i medi comuni che hanno grosse difficoltà perché manca personale qualificato e soprattutto c'è difficoltà a mantenere questi tempi che sono molto stretti. I sindaci chiedono meno burocrazia e maggiori informazioni per non gettare al vento un'opportunità enorme. Oggi ci troviamo in una situazione paradossale, e cioè i fondi del PNRR che devono dare ossigeno all'economia dei comuni sono invece il cappio al collo che sta stringendo i bilanci, al punto tale che comuni come Pordenone devono ricorrere ai mutui per coprire la differenza tra i costi che pre-crisi e con quelli attuali. L'ordine scuderia è quello di non rinunciare a niente, di portare a casa tutto e di partecipare anche ai nuovi bandi. Arriverà nell'aula del Consiglio regionale domani mattina la proposta di legge per introdurre alle elezioni regionali la doppia preferenza di genere. Si tratta del terzo tentativo di questa legislatura. Siamo pronte anche ad annullare il voto perché senza la doppia preferenza di genere la legge è anticostituzionale. Le quasi 30 associazioni che si sono rivolte al Consiglio regionale per far approvare la modifica dell'attuale legge elettorale sono sul piede di guerra, visto che l'Aula voterà domani per la terza volta in questa legislatura l'introduzione della doppia preferenza, come avviene già per i comuni. Le associazioni sono trasversali, ci sono associazioni di uomini, ci sono associazioni di destra e di sinistra, di tutto il territorio regionale, Gorizia, Trieste, Pordenone e Udine, centri antiviolenza. Noi abbiamo questa
voluto portare avanti questa richiesta a livello trasversale, perché chiediamo al Consiglio regionale di non farne una battaglia politica, ma di farne una battaglia di civiltà, perché la nostra regione non deve restare indietro. La legge è in discussione domani in Consiglio e a prima firma PD, ma il promotore Francesco Russo è pronto anche a ritirare la firma pur di trovare un'intesa con la maggioranza. Io credo che non sarebbe comprensibile se questa volta il Presidente Federica e il Presidente Zanin mettessero in campo tutta la loro autorevolezza per convincere i maschietti del Consiglio regionale a votare una norma che ormai è legge in tutte le regioni italiane e in tutti i comuni italiani. La consigliera Dem Maria Grazia Santoro ha sottolineato come non sia mai arrivata la tanto attesa riforma del sistema elettorale e per questo ora non si può più attendere. Battaglia condivisa con Open FVG e i cittadini, con la consigliera Simona Liguori che parla di una bocciatura che sarebbe anacronistica. La cerimonia funebre per Gianni Bisiak, storico giornalista RAI e scrittore morto ieri all'età di 95 anni, si terrà mercoledì a Roma alle 11 nella Basilica di Santa Maria in Montesanto, la chiesa degli artisti a Piazza del Popolo. La salma verrà poi portata a Gorizia, la sua città natale, che gli renderà l'estremo saluto. Andrea Carletti, una lunghissima carriera nella scuola, è già dirigente scolastico del Malignani di Udine, questa mattina ha ricevuto un doppio riconoscimento in Confindustria Udine. Doppio riconoscimento per la sua attività di insegnante e dirigente scolastico a favore dei giovani e del territorio al professor Andrea Carletti. Per l'impegno profuso a servizio di una scuola aperta al mondo e al lavoro sono le parole che si leggono nella targa ricordo che Gianpietro Benedetti, presidente di Confindustria Udine, ha consegnato questa mattina a Palazzo Torriani al professor Carletti, che da settembre è andato in pensione dopo aver guidato per 8 anni l'ISIS Arturo Malignani di Udine. Benedetti gli ha consegnato anche, a nome della Danieli, una moneta longobarda. Presente alla cerimonia anche Paola Perabovice, presidente della Fondazione ITS Malignani, la quale ha ricordato il contributo dato dal professor Carletti anche alla promozione e allo sviluppo del sistema degli ITS in regione, facendo parte per molti anni dei 5 componenti della giunta esecutiva del MIZ. Com'è la sua vita senza il Malignani? È una vita che richiede di essere ripensata, ma la riflessione sugli anni al Malignani e anche gli anni prima, perché ho una lunga carriera alle spalle, sono motivo di orgoglio e di anche investimenti per il futuro. Chissà che non ci siano altre azioni da compiere in campo formativo che possano essere utili al sistema scolastico della Regione. Ecco, in tanti anni di scuola lei ha dato tanto agli studenti, però probabilmente anche i ragazzi hanno dato qualcosa a lei. Che cos'è che porta dietro con orgoglio, con affetto di questa esperienza? Se penso ai ragazzi, dico, sono loro il motore della scuola, anche in termini di energia, di idee, di innovazione. Questo è il momento in cui i ragazzi che finiscono un ciclo di studi pensano a cosa vorranno fare dopo, cosa vorranno fare da grandi, l'orientamento. Che consiglio vuole dare ai ragazzi e anche alle loro famiglie che devono prendere delle decisioni comunque importanti? Il consiglio che vorrei esprimere alla famiglia è: non lasciate soli i ragazzi a scegliere, non perché non siano in grado, ma perché debbano essere sostenuti e deve esserci un accordo nella famiglia sul percorso da fare. Sarà inaugurata e aperta alla cittadinanza mercoledì 7 dicembre la torre di Santa Maria nel complesso di Palazzo Torriani a Udine. Al suo interno ospiterà la vetrina dell'Ingegno. Ne ha dato notizia oggi il vicepresidente vicario di Confindustria Udine Piero Petrucco nella sua qualità di presidente della Commissione Cultura. Sarà un luogo per aprire Confindustria alla città, la vetrina dell'Ingegno, ha aggiunto Petrucco, ha come scopo quello di raccontare, valorizzandole, storie e caratteristiche costitutive delle attività produttive industriali del nostro territorio, accompagnando le aziende nel recupero, nel mantenimento e nella comunicazione della propria storia. Ci rivolgiamo soprattutto ai giovani per far capire loro i valori dell'impresa. In occasione del 7 dicembre sarà organizzato un evento per festeggiare la restituzione alla città
dell'edificio medievale dopo il suo recupero. La cerimonia di posa della prima pietra per questi lavori sarà svolta il 1° ottobre del 2020. E prima di chiudere vi ricordo l'appuntamento con la puntata speciale di Bianconero questa sera in diretta a partire dalle 21, una puntata dedicata ai mondiali che vedrà tra gli ospiti in studio anche Bruno Pizzul. Vi proporremo poi anche una intervista a Vincenzo Iaquinta, che ha ricordato il suo mondiale conquistato in bianconero e ha poi chiesto scusa al pubblico di Udine. Tra pochissimo l'informazione sportiva, poi le previsioni del tempo a cura di Antonino Arenda. Grazie come sempre per essere stati con noi, vi auguro di trascorrere una serena serata in compagnia di Telefriuli. Arrivederci.